buonasera a tutti, benvenuti a questo primo appuntamento voluto dall'Associazione Culturale Gazebo di Sassari. Siamo felici di ospitare Salvatore De Dola, che possiamo definire in senso lato uno studioso delle lingue, quindi un glottologo, uno studioso della lingua sarda, e in particolare Salvatore è un etimologista, cioè diciamo che si diverte a studiare, in realtà è un lavoro molto faticoso, a studiare l'etimologia delle parole, quindi delle parole della lingua sarda, e quindi sostanzialmente cerca di rispondere, poi ci dirà lui se effettivamente è così, a due domande, cioè perché abbiamo o pronunciamo quella data parola e da dove viene eventualmente quella parola, perché di certo una provenienza, stante che la storia della nostra isola, la storia linguistica della nostra isola è così variegata e così antica, una provenienza dovrà averla per forza. Io prima ho guardato alcune quarti di copertina dei suoi libri e mi sono soffermato in particolare su alcune righe che adesso vi leggo, che ci fanno giusto capire quale può essere stata la formazione di Salvatore e come è, diciamo, diventato lo studioso che è diventato. Vi estraggo giusto 5 righe che secondo me danno un ritratto abbastanza eloquente. Il perenne girovagare per le montagne, l'uso della carta topografica lo hanno fatto misurare con innumerevoli toponimi, da lui inizialmente considerati nell'ottica della filologia romanza. Ma i toponimi sardi, cioè i nomi di luogo sardi, affondano nell'arcaicità preromana, lasciando trapelare lo strato linguistico originario. Fatta questa scoperta, De Dola da 15 anni si sta applicando allo studio comparato delle grammatiche semitiche, che abbina all'uso già acquisito dei vocabolari indoeuropei. Senz'altro che il suo sia un metodo condivisibile o no, non è questo che ci interessa in questo momento, senz'altro ha una sua metodologia, come dire, si è innestato in un filone ben individuato, ben definito di studi e sta con caparbietà battendo questa strada. Quelli che vedete qui sono i suoi volumi, io alcuni già li conoscevo, ho trovato particolarmente interessante, infatti è in molti volumi, la sua grammatica della lingua sarda prelatina, dalle origini arcaiche alla grammatica attuale, e se avrete il piacere di consultarla, sono studi molto interessanti, molto stimolanti, che ci fanno anche capire quanto sia, per quelli che vogliono addentrarsi in questo tipo di, che è affascinante, questo tipo di studi affascinanti, quanto sia difficile e rischioso il lavoro dell'etimologista, non fosse altro perché quando magari una persona è uno studioso, è convinto che l'etimo di una parola sia riconducibile a, ne so, faccio un esempio, alla lingua latina, alla lingua greca, eccetera, poi invece magari più avanti lo studio di altre lingue spariglia un po' le carte e quindi è un rinnovarsi di una sfida nello studio. Non voglio dilungarmi più di tanto, anche perché io ho solo il compito di una breve prolusione, non sono un convegnista, quindi in realtà è lui che la platea è sua e soprattutto ha molte cose da dirci, quindi dovrà anche cercare di, in un tempo diciamo accettabile, dovrà cercare di condensarle tutte, quindi ti faccio i miei migliori auguri per questa impresa. Vi chiedo soltanto una cosa, se ovviamente durante la sua esposizione ciascuno di voi sa che se c'è qualche piccola domanda inerente strettamente a quello che lui sta spiegando in quel momento si può fare, se no rimanderemo direttamente a dopo l'eventuale dibattito, osservazione sulle cose che dirà. Buona serata a tutti. La mia materia è ostica, perciò ammiro sempre i pochi che vengono ad ascoltarmi, perché sì, è vero, chi non è del mestiere a un certo punto deve prendere molte cose che dico per fede, però così come prende per fede ciò che dico io, chiaramente deve prendere per fede ciò che dicono i miei colleghi che insegnano queste cose nelle cattedre universitarie.
Si sostiene nelle cattedre universitarie che la lingua sarda derivi dal latino. Anche l'altro giorno c'è stata una polemica che non so quanti di voi abbiano seguito sulla Nuova Sardegna. È partita dalla Nuova Sardegna e poi è rimbalzata anche sull'Unione Sarda. I docenti dell'Università di Cagliari amorevolmente hanno spiegato che è inutile insistere su questa tesi perché intanto la lingua sarda deriva dal latino, è provato in 1000 modi e non c'è da discuterci per niente. Questo l'hanno pontificato fino a pochi giorni fa. Perciò io sono come San Giovanni Battista, la voce che chiama nel deserto, anzi che più che chiama, diciamo che declama nel deserto, però se insisto nelle mie tesi come studioso, come glottologo e come studioso di linguistica sarda, è perché le basi da cui partono le università sarde, italiane, europee e mondiali sono sbagliate. Il motivo è semplice. È come prendere l'uomo e dire l'uomo è nato 2000 anni fa. Non è possibile. Gli antropologi sostengono che l'uomo parlante esiste già da milioni di anni, non migliaia di anni. Se l'uomo parlante esiste da milioni di anni, vuol dire che parlava con parole, non è che grugniva come i maiali, cioè vuol dire che il linguaggio è antico quanto è antico l'Homo sapiens, per intenderci. Perché bisogna partire dalla lingua dell'Homo sapiens, cioè dall'origine del linguaggio, per capire il problema delle lingue, di ogni lingua, compresa la lingua sarda, la quale, anche per essere isolata nel Mediterraneo, figura come una delle più autenticamente primitive dell'intero Mediterraneo. Pertanto dire che la lingua sarda deriva dal latino vuol dire una cosa, che peraltro poi i vari studiosi hanno detto non solo quello, ma hanno anche sostenuto salomonicamente, compreso Antonio Sanna, che è stato l'ultimo che ha detto queste cose, tutti lo conoscono, adesso è morto, cioè hanno sostenuto salomonicamente che ogni colonizzazione avvenuta in Sardegna ha creato la catastrofe totale della lingua sarda, ricreandola da capo. Questo hanno detto tutti i linguisti finora succedutisi nelle cattedre di linguistica sarda, e questa voce poi è rimbalzata in tutte le università italiane, europee e mondiali. Cioè loro sostengono questo, che i romani colonizzarono a tappeto la Sardegna, determinando la catastrofe totale della lingua precedente. Perciò bisogna, secondo loro, il sardo non si può conoscere in base alle lingue precedenti, perché creatasi la catastrofe noi abbiamo ripreso a parlare con il latino. Poi sostengono una nuova successiva catastrofe con i catalani, cioè tutti, compreso il Wagner, sostengono questo, che la lingua sarda deriva al 90% dal catalano. Nel suo dizionario etimologico della lingua sarda dice queste cose. E io nel mio nuovo dizionario etimologico della lingua sarda, che oggi non ho potuto portare perché le prime copie me le daranno fra 10-15 giorni, sostengo invece tutto il contrario. Quello che dico è di enorme importanza, per cui loro sostengono che ci sono state due gigantesche catastrofi nella lingua sarda che l'hanno rideterminata da capo. Noi abbiamo ripreso 2 volte nella storia a riparlare da capo, dimenticando la nostra vecchia lingua. Io contesto queste impostazioni accademiche perché sono totalmente basate sul fango delle sabbie mobili. E lo contesto
con le ragioni che vi ho detto. Una lingua non muore mai, nei miei libri l'ho spiegato benissimo, specie nella mia grammatica storica della lingua sarda. Una lingua non può mai morire. Ho fatto sempre nei miei libri l'esempio di San Paolo, il quale, quando naufragò nell'isola di Malta, si trovò di fronte a poche centinaia di pescatori che parlavano una lingua selvaggia, una lingua barbara, lui diceva, perché lui parlava il greco. Barbara perché i greci per barbara intendevano una lingua che non è parlata normalmente presso i greci e non è neanche capita. Ed erano poche anime. Tenete conto che loro parlavano quella lingua che oggi, se voi prendete i manuali, viene classificata ancora oggi come lingua semitica. Ancora oggi il maltese è considerato da tutti gli studiosi di lingua semitica lingua semitica, va bene? Il maltese. Per cui come mai quelli ab origine parlavano il semitico e dopo 200, oltre 200 anni, quasi 300 anni dalla colonizzazione romana, perché San Paolo naufragò a Malta circa 250 anni dopo la colonizzazione romana, quelle 100 persone che abitavano a Malta potevano essere colonizzate come niente, perciò costrette anche a schiaffoni a parlare la lingua romana. No, parlavano la lingua semitica e questo è testimoniato da San Paolo. Poi io tolgo nei miei libri tante altre testimonianze scientifiche dimostrate dagli antichi, va bene? Perciò è chiaro che nel Mediterraneo si parlò sempre semitico. Ecco, un'altra gigantesca bugia che va chiarita, una trappola nella quale sono caduti tutti, compresi i semitisti, è che vogliono distinguere ancora oggi le lingue semitiche dalla lingua sumerica, la quale viene staccata dal resto delle lingue semitiche quasi che fosse una cosa a sé stante, incommensurabile, cioè non commensurabile con le altre lingue semitiche, tantomeno con quelle che loro chiamano lingue indoeuropee. Io sostengo nei miei libri che le lingue indoeuropee non esistono come tali, cioè quelle che loro chiamano indoeuropee esistono, ma non sono derivate dal cosiddetto indoeuropeo. Infatti, se voi andate a vedere in tutti i manuali universitari la cosiddetta lingua indoeuropea base, tutti i vocaboli sono contrassegnati da un asterisco. L'asterisco serve nelle accademie per indicare una parola supposta, cioè inventata a tavolino, che però non è stata mai trovata nella realtà. Loro parlano addirittura non di indoeuropeo, ma anche di pre-indoeuropeo, pertanto in quel caso nei loro manuali mettono 2 asterischi, cioè 2 ipotesi che scendono nel profondo, ma parlano anche di paleo pre-indoeuropeo, per cui ci mettono 3 asterischi, cioè sono 3 ipotesi campate in aria. Loro parlano così, i cosiddetti indoeuropeisti. Perciò, insomma, la dovrei fare lunga. Io voglio dire che in realtà hanno sbagliato clamorosamente, perché, torniamo alla lingua sarda perché sono venuto a parlare di questo, la lingua sarda ha le sue basi che sono antiche quanto è antico l'Homo sapiens. E la testimonianza viene dal fatto che ancora oggi circa metà della lingua sarda, se non di più, diciamo anche il 60%, si riscontra parola per parola nella lingua sumerica. La lingua sumerica è stata tradotta da tutti i sumeristi, come sono state tradotte tutte le lingue semitiche da tutti i semitisti. Ci sono dizionari, ci sono le grammatiche, chiunque può andare a consultare le parole e le etimologie che io do, che dimostrano appunto che tutte le parole sarde derivano dal sumerico e poi dall'accadico. L'accadico è una lingua, chiamiamola derivata per semplicità, poi se riesco spiego meglio. Perché in realtà sono lingue quasi contemporanee che però si sono manifestate in tempo diverso, ma ci arriviamo. Iniziamo dalla prima slide. Queste qua sono i dipinti, è uno dei dipinti di Altamira.
Pablo Picasso, quando vide i dipinti di Altamira, disse: dopo Altamira tutto è decadenza. Altamira, ci sono varie teorie, alcuni lo datano a 30.000 anni fa, questi dipinti, alcuni a 40.000 anni fa, 39.000 anni fa. Decidete voi, in ogni modo sono vecchi di decine e decine di millenni. Questi dipinti sono stati fatti probabilmente da una donna, perché gli uomini in quell'epoca erano soltanto cacciatori, siamo in epoca di glaciazione, e i cacciatori se ne andavano a spasso per fare il loro mestiere, rimanevano le loro donne nelle grotte, nelle caverne, ed ecco cosa ne è uscito da quelle caverne, cose di incredibile bellezza. Chi, giusto quanto diceva Pablo Picasso, chi fece questi dipinti era una donna e comunque sia un pittore con una bravura che non è mai stata eguagliata e in ogni modo può essere eguagliata tranquillamente a un Rembrandt o quelle che volete. Tenete conto che usavano 2 soli colori, creta e gessi, roba del genere, o carboncini. Perciò, e in più dipingevano su delle grotte scabrose, su delle rocce scabrose. Ciò che ne è scaturito è di estrema bellezza. Nessuno è riuscito mai ad eguagliarle. Cosa volevo dire con questo? Che i grandi pittori della più alta antichità evidentemente erano dei geni, vuol dire che la genialità c'è sempre stata. Se c'è stata la genialità, c'è stato anche il linguaggio, mi sembra di tutto ovvio. Cioè, l'uomo parrebbe che questo sia stato fatto dalla cosiddetta razza Cro-Magnon, l'uomo Cro-Magnon. Va bene, l'uomo Cro-Magnon doveva avere una lingua così perfetta che poteva esprimere tutto l'universo. Io nelle mie lezioni le ho dette queste cose, per esempio da poco, un anno fa, qua in territorio sassarese ho fatto una lezione sulle costellazioni Shardana, che sostengono che non esiste Shardana, erano ignoranti, anzi non erano neanche sardi, mentre io ho spiegato che tutte le costellazioni babilonesi hanno parole sarde. Le ho spiegate scientificamente. Cioè, insomma, ci stiamo prendendo in giro. Nel Mediterraneo la cultura gira da decine e decine di millenni. Andiamo avanti. Quest'altra è dai dipinti della grotta di Chauvet, che dicono che è di qualche migliaio di anni più recente rispetto a quelle di Altamira. Osservate questi cavalli selvaggi e questi rinoceronti che lottano tra di loro. Sono di una perfezione che neanche Michelangelo riuscì a fare e neanche Rembrandt. Sono di una perfezione assoluta, un dinamismo incredibile. Anche queste sono dipinte su rocce scabrose, al buio, al lume di una torcia. Questi erano geniali. Andiamo pure avanti. Vedete, la gente non lo vuole capire. Fermiamoci un attimo solo con i Sumeri. I Sumeri, loro non si chiamavano Sumeri, furono gli Accadici a chiamare Sumer i Sumeri. Loro si chiamavano, detto all'italiana, il popolo dalla testa nera. Cioè loro per primi dicevano di essere negri, va bene? Però io parlo dei Sumeri, quelli relativi alle tavolette che hanno trovato, le tavolette di argilla che hanno trovato in Mesopotamia. Poi noi spieghiamo che cosa sono i Sumeri. Ogni popolo si nomina a suo modo. Per esempio gli Etruschi si nominavano in un altro modo, Rasenna, loro dicevano, si chiamavano Rasenna, loro era il loro nome. Siamo noi che li chiamiamo Etruschi, dalla parola latina eccetera, Tuschi eccetera. Ogni popolo ebbe il proprio nome, se lo diede, a prescindere poi dai nomi che gli studiosi a posteriori, oppure torniamo ai greci che furono coloro che diedero molte notizie sui popoli precedenti,
arriviamo al limite alle parole greche e da lì non usciamo. Molti grecizzano tutto, mentre i greci erano solamente portatori di notizie, nient'altro. E non possiamo fermarci alla cultura greca, ma torniamo ai Sumeri. Insomma, visto che ci siamo fermati all'Homo Cro-Magnon, che è vecchio di circa 40.000 anni fa, da dove veniva l'Homo Cro-Magnon? Gli studiosi dicono che proveniva dalla valle del Nilo, va bene? E poi l'Homo Cro-Magnon, scendendo lungo il Nilo, se ne andò a destra e a sinistra. Qui evidentemente, siccome eravamo in epoca di glaciazione, a Gibilterra attraversarono con poca fatica su delle zattere costruite con otri pieni di fieno, e loro, pagaiando con dei tronchi di alberi morti, nel giro di poche ore riuscirono a attraversare Gibilterra, e da Gibilterra dilagarono in tutto il Mediterraneo, arrivando anche in Liguria e in Italia. Ugualmente da qua, essendosi divisi dagli altri, se ne andarono lungo la terra di Canaan e arrivati qui nell'Anatolia, poi parte salirono verso il Caucaso per andare poi verso le steppe russe, parte passarono i Dardanelli e se ne andarono qua in Grecia, e poi attraverso la Dalmazia vennero in Italia. In pratica i due rami si incontrarono proprio nella penisola italiana. Va bene? Osservate solamente questo punto, qua c'è la Romania, la più grande menzogna della storia. Tutti sostengono che i rumeni parlano il latino ancora oggi, è la cosa più falsa. Tutte le accademie della Romania si sono ribellate a questa diceria portata avanti dai soliti docenti italiani, i quali sostengono che tutto derivò dall'impero romano. È falso, il rumeno è simile al sardo ed è parlato dai tempi di Cro-Magnon. Quando l'uomo di Cro-Magnon passò in Romania, non a caso fu la prima regione che conquistarono, oltre i Dardanelli, che occuparono, e poi occuparono le altre regioni. Insomma, la Sardegna figura l'ultima regione occupata, quando da qui, dalla cosiddetta Toscana, dall'Etruria, passarono lungo il mare, eravamo sempre in periodo di glaciazione, passarono nell'arcipelago romano tramite la Corsica, nell'arcipelago toscano, e arrivarono finalmente in Sardegna. Diciamo che grosso modo la Sardegna è occupata, infatti lo hanno dimostrato gli antropologi, almeno da 40.000 anni. Poi cosa successe? Che questa lingua Cro-Magnon rimase in Sardegna e non dico si fossilizzò, perché le lingue non si sono mai fossilizzate, nella misura in cui si inventò pian piano la tecnologia della navigazione, i popoli nel Mediterraneo e nel Tirreno, a maggior ragione, loro navigavano e scambiavano beni, servizi, idee, cultura. Perciò questi popoli del Mediterraneo, e specialmente del Tirreno, interagirono fra di loro con una sola lingua. Perciò aveva ragione la Bibbia, ha ragione la Bibbia quando dice che prima del diluvio si parlava una sola lingua, che il diluvio fu lanciato da Dio, cioè non importa, però si parlava una sola lingua. La memoria antica regge ancora in molti miti, va bene? Si parlava una sola lingua, era la lingua Cro-Magnon, che ora finalmente possiamo chiamare la lingua sumerica. Però la lingua sumerica è quella che si diceva che era parlata qui nella mezzaluna fertile, specialmente qui, non c'è nella foto, nella Mesopotamia. Torno a dire, per Sumer gli accadici dicevano, però la lingua sumerica in sé, rinvenuta nelle tavolette, io ho spiegato che parola per parola ce la ritroviamo identica o quasi identica, la vedremo fra poco, nella lingua sarda. Quando gli studiosi di lingua sarda dicono che tutto derivò dal romano,
fanno un errore che il professor Giovanni Lilliu non fece mai. Il professor Giovanni Lilliu, quando scavò il suo nuraghe di Barumini, fino al 4° metro trovò i residui della civiltà romana, poi scese però, decise di scendere fino al fondo, fino alla base rocciosa, fino a 19 metri di profondità, trovando per intero tutta la civiltà sarda. Così deve fare un vero archeologo, scavare fino al limite degli strati e non fermarsi allo strato romano. Se Lilliu si fosse fermato allo strato romano, oggi diremmo che la civiltà sarda è tutta romana. Pazzesco. Io sto cercando di dimostrare invece che non è così. La nostra lingua affonda non nei millenni, nella decina di millenni. Nelle decine di millenni. Andiamo avanti. Vedete, in Mesopotamia furono trovati segni del genere, che poi questo cuneiforme fu tradotto pian piano dagli specialisti e oggi lo capiamo tutto, cioè conosciamo benissimo il sumerico, talché se uno vuole può anche scrivere il proprio nome in sumerico. Tenete conto che la lingua sumerica era una lingua come si chiama? Sillabica, cioè si esprimeva a sillabe, e questa è un'altra prova del fatto che la lingua di Cro-Magnon, cioè gli studiosi, i migliori studiosi della lingua sumerica sono gli spagnoli, i quali fanno delle ipotesi. Allora, il sumerico è apparso in Mesopotamia 3300 anni fa circa, però loro, per una serie di indizi eccetera, si spingono a immaginare che la lingua sumerica fosse nata quantomeno 9000 anni prima di Cristo, come dire 11.000 anni fa, cioè quando successe il gigantesco, il titanico tsunami di Santorino che devastò la civiltà di Creta eccetera. Allora, secondo loro, nacque la lingua sumerica. In realtà loro, non avendo gli strumenti per poterlo dire, si fermano lì. Io sono andato più a fondo dicendo che la lingua sumerica è la stessa lingua Cro-Magnon, punto e basta, perché ce la ritroviamo in tutto il Mediterraneo, questa lingua. La ritroviamo in Spagna. Non è vero che furono gli spagnoli, colonizzando la Sardegna, a ridarci la lingua che non avevamo più. Questo dicono gli studiosi di linguistica sarda, catalani e poi aragonesi e poi spagnoli in generale, quelli che ricrearono la lingua sarda almeno al 90%. Questo vengono a dirci a noi, mentre in realtà gli spagnoli parlavano come noi sardi la lingua Cro-Magnon. Ecco perché noi sardi parliamo una lingua molto simile allo spagnolo, e perché in Spagna, torniamo anche indietro un attimo solo, ecco, perché in Spagna parlano una lingua simillima, proprio molto simile a quella sarda? Semplicemente perché furono i primi ad essere colonizzati dai Cro-Magnon che venivano dall'Africa, come furono i primi ad essere colonizzati nella penisola, nella penisola, come si chiama? I rumeni. Furono i primi, usiamo la parola colonizzati, furono i primi territori a essere occupati dall'uomo Cro-Magnon che superò i Dardanelli, ed ecco perché quelli parlano una lingua molto simile al latino, perché anche i latini, appunto, quando il Cro-Magnon scende in Italia, si instaurò quella lingua lì. Ma non è che si instaurò solo la lingua latina in Italia. Quando l'imperatore Cesare Ottaviano Augusto fece la sua indagine, fece il censimento di tutta l'Italia, di chi lo abitava, eccetera, eccetera, stabilì in quel censimento, si stabilì che in Italia, allora, ai tempi di Ottaviano Augusto, si parlavano 32 lingue, va bene? C'erano 32 popoli. Quando i romani dicevano popoli, volevano intendere che quel popolo aveva la sua lingua diversa dall'altra, però erano dialetti, diciamo, suddivisioni di una lingua italica,
Infatti io nei miei dizionari parlo di italico. Invece oggi cosa dicono gli studiosi? No, che quelle 32 lingue che si parlavano ai tempi di Ottaviano Augusto, non sono altro che riflessi dei latini, riflessi della colonizzazione romana. Senza la colonizzazione romana anche i popoli italici oggi, ancora oggi, parlerebbero, grugnirebbero come i maiali. Cioè sono teorie assurde. In realtà in tutto il Tirreno parlavamo la stessa lingua, che poi per ovvie ragioni, per ragioni di stanziamento, di separazione, eccetera, iniziarono a suddividersi proprio in varie lingue che furono per l'epoca i vari dialetti. Poi arriveremo alla distinzione tra lingua e dialetto, andiamo avanti di 2 slide. Allora, qua siamo all'alfabeto. Anche qua se ne è detto di tutto nella storia della linguistica, si è detto di tutto, cioè l'alfabeto non è il sillabario, non è un sistema di sillabe con le quali si dicono le singole parole. Torna un attimo indietro. Allora qui io in sumerico ho scritto il mio nome, Sal, Ua, perché la Ba non c'era. Salwa, tu, ri, de, du, la O non la usavano, va bene? Andiamo pure avanti, però come avete visto in Salvatore ci sono 4 sillabe, in Dedola ci sono 3 sillabe, ognuno sillabi il proprio nome e cognome e saprà quante ne ha, va bene? Loro scrivevano per sillabe e gli studiosi di linguistica hanno sempre detto che l'uomo primitivo di sicuro si esprimeva per sillabe, cioè ba, be, bi, bo, bu, insomma, ca, che, chi, co, cu, pa, pe, pi, po, pu, insomma, e così via. Poi ci mettevano la A davanti, la A dietro, però ap, ep, ip, op, up e così via. Insomma, per sillabe si esprimeva. Ecco, noi scopriamo che l'unico sillabario esistente al mondo è quello sumerico. Ecco perché dico che è la lingua più antica, che io chiamo lingua Cro-Magnon. Va bene, vecchia di almeno 40.000 anni fa. Torniamo dov'ero? Ecco, torniamo qua. Poi c'è la questione dell'alfabeto. Questo è il primo alfabeto della storia. Questo è l'alfabeto egizio. Ogni popolo si esprimeva alfabeticamente a modo suo, con dei propri segni. Cominciamo con i segni egizi, va bene? Vedete un po', A, B, C, eccetera, come lo scrivevano gli egizi. Lo scrivevano in modo diverso dai caratteri romani, latini, che io ho messo qua accanto, no? Come vedete in modo diverso, però con quei segni, con quei simboli volevano intendere le lettere del loro alfabeto. Spero di essere stato chiaro. Però ecco, è qua casca l'asino, l'alfabeto non l'hanno inventato i Fenici 750 o 800 anni fa, come dicono certi studiosi. L'alfabeto esisteva dal 3000 a.C., l'avevano inventato gli egizi. E chi erano gli egizi? Erano nient'altro che l'Homo Cro-Magnon che era disceso lungo il Nilo e si era stanziato sul delta, poi scatenando altre ondate verso il Mediterraneo. Parlo sempre di 40.000 anni fa. Perciò quando noi scopriamo per la prima volta un alfabeto, lo scopriamo vecchio di 5.000 anni fa, cioè del 3000 a.C., scritto dagli egizi. Questo dobbiamo dirlo, perché questa è storia. E perciò non dobbiamo ingannarci fra di noi. Andiamo avanti. Questo è un segno che invece troviamo, questo è il proto-sinaitico cosiddetto. Qui è un po' perfezionato, perché di proto-sinaitico nelle miniere del Sinai se n'è trovato con segni molto malfermi, anche quelli scritti sulle rocce, eccetera, in modo... ci sarebbe molto da dire sul proto-sinaitico, però non illudiamoci
che il proto-sinaitico sia il primo alfabeto, perché ho già dimostrato che il primo alfabeto era quello egizio. Infatti non a caso che il proto-sinaitico non è un caso che si assomigli molto, studiandolo bene, si assomigli molto per certi versi all'egizio. Andiamo avanti. Quando si intuì che era ora di finirla con la sillabazione delle parole e bisognava esprimerle soltanto con i caratteri alfabetici, cioè ad ogni suono bisognava dare un segno, allora lì si scatenò l'inventiva di tutto il Mediterraneo e si scatenò l'inventiva anche nella mezzaluna fertile. E qua ci troviamo nell'alfabeto ugaritico, il quale si presume che fosse vecchio di almeno dal 1300 a.C., almeno, però si suppone anche coevo al proto-sinaitico, si può supporre, cioè è difficile dire che gli ugaritici lo scrissero dopo. In ogni modo, siccome gli ugaritici non erano detentori di flotte, come sapete, pare che in quel momento avessero, dopo gli Shardana o contemporaneamente agli Shardana, di cui non ho tempo di parlare, pare che avessero la flotta più potente del Mediterraneo. Infatti in quel periodo loro purtroppo, gli ugaritici, essendo stretti in un fazzoletto di terra, non potevano altro che essere al soldo, volenti o nolenti, delle potenze superiori alla loro, ed erano al soldo della potenza ittita. Infatti quando gli Shardana più gli altri popoli del mare li soppressero, perché furono soppressi con la conquista armata, loro furono soppressi perché in quel momento la flotta dei Sea Peoples era superiore alla loro, che era quasi inesistente, perché loro si lamentavano che la loro flotta era andata nell'Anatolia meridionale a parare le stesse invasioni che i Sea Peoples a Ragera avevano operato anche contro le coste anatoliche, perciò direttamente contro l'impero ittita, che da quel momento infatti crollò assieme a Ugariti, come tutti sanno. Era crollato grazie per colpa degli Shardana e degli altri popoli del mare, ma oggi non ho tempo di parlare di queste cose. Però loro, gli ugaritici, come vedete, scrivevano ancora col cuneiforme, perché col cuneiforme scrivevano anche gli ittiti. Loro erano soggetti all'impero ittita e pur decidendo di scrivere in alfabetico non si vollero discostare da un segno cuneiforme che però fu reinventato, cioè ogni segno cuneiforme non più una sillaba ma una lettera dell'alfabeto. Andiamo oltre. Come vedete, la questione dell'alfabeto si complica terribilmente, perché da quando si intuì che era ora di, separarsi, di distinguersi dall'alfabeto egizio, quando si intuì questo, tutti i popoli del Mediterraneo vollero inventare il proprio alfabeto. Noi per esempio troviamo, questo è l'alfabeto fenicio, questa è la stele di Nora, che io ho tradotto, sono stato il primo ad averla tradotta al mondo, almeno secondo me la traduzione, se volete ve la faccio, è facilissima, è scritta in antico sardo, figuratevi, se non l'ho capita al volo, è scritta in antico sardo, però è scritta con l'alfabeto che noi chiamiamo fenicio. Questo alfabeto è identico per esempio a quello che c'è scritto sulla tomba di Ahiram, il quale era deceduto già da quasi un secolo dopo che fu scritta la stella di Nora. Secondo me la stella di Nora fu scritta nel 900, intorno al 950 a.C., ai tempi del re Salomone, mentre invece gli studiosi normalmente sostengono che l'alfabeto e comunque voglio dire la stella di Nora fu portata in Sardegna solamente 2 secoli dopo, nel 750 a.C. Guardate, un'altra gigantesca menzogna che tutti possono acclarare
perché chi si interessa di queste cose. Un'altra delle gigantesche menzogne che girano nel Mediterraneo e nel mondo è questa, che l'alfabeto fenicio fu portato in Sardegna dai Fenici, mentre io sostengo che non è così. Comunque andiamo avanti per ora, poi ne riparlerò eventualmente. Poi dovrò tornare per altre lezioni, qua mi dicono che dovrò sostenerne 3 nel giro di un mese e mezzo. Questo qui è l'alfabeto aramaico. Ah, questo è l'aramaico. Sì, questo è l'aramaico, una delle forme dell'aramaico, perché anche qua ci troviamo a questa invenzione che divide gli studiosi, perché non si capisce bene quando fu inventato l'alfabeto aramaico, ma mi capite che nel Mediterraneo si era scatenata una vera e propria corsa a chi inventava il proprio alfabeto, non l'hanno mai terminata. È pieno di alfabeti di ogni tipo in questo mondo, perché ogni popolo ha tentato di distinguersi dall'altro anche con gli alfabeti, è pazzesco. Per cui quando parliamo di nazismo ante litteram, dobbiamo pensare anche a questo, dobbiamo distinguerci ad ogni costo. L'alfabeto aramaico, andiamo oltre, e poi immediatamente dopo l'aramaico troviamo l'ebraico, troviamo l'alfabeto ebraico, che però, anche questo, che però non fu, purtroppo, dico, nonostante loro dicano che l'hanno inventato loro, gli ebrei, non è un alfabeto, non è farina del loro sacco, perché anche questa è una forma dell'alfabeto aramaico. Questo alfabeto fu usato in tutto il regno di Aram, in tutto il territorio di Aram, in tutta la Siria attuale, per intenderci, e andava oltre, occupando l'intera Mesopotamia in quell'epoca, e arrivò fino all'impero persiano. Cioè Ciro il Grande, quando utilizzò il proprio alfabeto, decise di utilizzare l'aramaico, e infatti gli ebrei che erano detenuti a Babilonia, che furono liberati proprio da Ciro il Grande, furono loro a portarsi appresso questo alfabeto, ma era l'alfabeto aramaico, non l'alfabeto ebraico. Andiamo oltre. Ecco, e qua siamo ai lingotti sardi che tutti conoscono, gli oxide, cioè pelle di bue letteralmente, i lingotti a pelle di bue. Poi continuiamo sugli alfabeti. Il lingotto a pelle di bue, anche qui ci sono varie date, che comunque sia gli archeologi, qua ovviamente do la parola agli archeologi, gli archeologi sostengono che vennero quasi praticamente tutti dall'isola di Cipro. Come sapete l'isola di Cipro, anche nel nome Cuprum, parola greca insomma, che significa rame in greco. Cioè c'erano le più grandi miniere di rame. Cosa succedeva? Che a quanto pare gli Sciardana, che allora erano molto potenti, stando alle interpretazioni per esempio dall'archeologo Giovanni Ugas, gli Sciardana non facevano altro che importare i lingotti oxide da Cipro per poi rivenderli nel Mediterraneo come sardi. Sembrerebbe che la cosa fosse così, cioè anche noi in realtà avevamo miniere di rame, però poi gli studiosi, analizzando bene questo rame, pare che si possa sostenere che in realtà proveniva dalle miniere cipriote. Però volevo dirvi, vedete quel segno lì? Osservatelo bene, guardatelo meglio. È il pugnale. Dopo lo vedremo meglio, il pugnale che troviamo in tutti i bronzetti nuragici e anche nei giganti di Monteprama, i cosiddetti giganti. Andiamo oltre. Questo. Andiamo pure avanti. L'ho ripresa la foto nel museo di Perfugas. Guardate, questa è la mano di mia moglie, che è molto esile. Se guardate la sua mano, non riesce a prendere quel pugnaletto, è un pugnaletto a grandezza naturale, non riesce a prenderlo perché l'elsa è molto più piccola e poi ha quella gamma là, l'elsa gammata così,
quella gamma che impedisce alla mano, la sua è molto esile, ma una mano più normale, diciamo, non riesce ad entrare bene. Lo capisce chiunque che il pugnale che troviamo nei petti, nella bandoliera dei bronzetti nuragici o nelle statue di Monteprama, lo capisce chiunque che era un pugnale da rituale. Però cosa significa quel pugnale? Noi lo ritroviamo, torniamo un po' indietro, ancora, ecco, guardate, in lidio, nella lingua lidia, significa esse, anche in egizio, esse, e così anche in egizio significa esse. Perché gli mettevano esse? Perché gli Oxide erano diretti alla Sardegna, che a quell'epoca era chiamata Sardigna. Sardigna è parola sumerica, Sardigna, poi spiegherò. Va bene, non so se finora è capita la questione, andiamo pure avanti. Erano indirizzate da Cipro verso la Sardegna e ci mettevano quel segno lì per indicare che erano destinati alla Sardegna, esse come Sardigna. Ecco che significa il pugnaletto, era l'emblema del popolo sardo, quel pugnaletto che troviamo in tutti i bronzetti nuragici e nelle statue di Monteprama. Era l'emblema del popolo sardo, pugnale proprio da cerimonia e non da combattimento. Ecco, fermiamoci un attimo, ma solo un attimo qua, questo è l'alfabeto ogamico. Poi assieme all'alfabeto ogamico noi ritroviamo nei secoli l'alfabeto cirillico e l'alfabeto gotico. Per esempio il gotico tutti pensano che sia quello poi pubblicizzato dalle torme di Hitler, ma non è così. Il gotico ha una forma del tutto diversa. Io mi sono laureato in lingua gotica e so benissimo che forma abbia. Insomma, il mondo è pieno di alfabeti. La finiamo con questo alfabeto per dire solo una cosa, che i misteri della lingua sarda e della linguistica sarda rimarranno tali fino a quando ci saranno delle persone che vogliono introdursi nella cultura sarda per dire anche cose che è meglio tacere. Cioè, sostengono che l'alfabeto Ogam nacque in Sardegna. Quando non se ne può più, non se ne può più. Noi dobbiamo dire che in Sardegna quell'alfabeto non nacque. Oggi non posso, ma se mi chiederete una lezione la farò su questo. Non posso perché devo andare oltre. Perciò andiamo oltre. Non nacque in Sardegna, anche perché in Sardegna non abbiamo nessuna prova di questo alfabeto. Non abbiamo nessuna prova. Perché secondo loro sono delle prove, tre segni, scritti su roccia, che segni malfermi, che non dicono nulla. Io ne ho trovato non a centinaia, a migliaia, io che vado quasi ogni domenica sulle montagne, a migliaia, le rocce le conosco molto bene, se mi permettete, e posso dire che moltissime rocce hanno delle fratture strane, stranissime, che lasciano il tempo che trovano la roccia che si frattura in quel modo e sembrano segni tipo logam, ma non è così. Allora dai, andiamo un po' veloci se riusciamo. Il fatto che noi parliamo, va bene, il sumerico e poi l'accadico, e comunque sia queste due lingue fuse fra di loro, lo ritroviamo per esempio in tutte le parole. Tenete conto che io nel mio dizionario ho tradotto 25.000 parole, a tutte ho dato l'etimologia sumerico-accadica, a tutte 25.000, non è poco. Praticamente ho dimostrato che tutta la lingua sarda ha radici sumero-accadiche e in più tutte le lingue collegate, l'ebraico, l'aramaico, eccetera. Allora, carta, come vedete, il cognome carta, ma anche il nome della carta per uso scrittorio, dobbiamo fermarci per capirlo. Vedete che viene dall'accadico cartu, che significa a strisce. Perché a strisce? Perché la prima carta, come tutti sanno, fu fatta dagli egizi, sempre gli egizi, i Cro-Magnon, che poi li conosciamo come egizi,
fu fatta dal papiro a strisce sovrapposte. Quella è la prima carta, ecco perché la parola sarda è italica, carta deriva dall'accadico cartu. Noi ce lo ritroviamo nella parola sassarese pabiru, cagliaritano, campidanese paperi, francese papier, italiano papiro, anglosassone pepa e così via. Da Plinio ricaviamo che lo ritroviamo anche in greco, infatti papiros è da Teofrasto che lo scrisse per la prima volta nel 300 a.C. Papiros. Però tenete conto che il papiro è usato sin dalla prima dinastia egizia, dal 3185 a.C., per cui questa parola cartu si riproduce in vario modo, sempre identica, in vario modo. Vedete, la parola papiro la ritroviamo nel sumerico papulu, pa rametto, fronda, pu palude, lu, ciò che, traducendo, cioè agglutinando le tre parole, significa la pianta della palude, papulu, cioè parla del papiro o no, papulu, ed è parola sumerica, non so se è chiaro, vai avanti. Vedete, noi in Sardegna abbiamo questa pianta che non è il papiro, questa in latino viene chiamata tuffa, così in italiano la chiamiamo tifa, la conoscete tutti, no? E ha questo pappo strano lungo un gambo che è molto molto esile, questo è la tifa. Però andiamo oltre, vi faccio conoscere l'origine di questa parola, è interessantissimo. In egizio abbiamo tuffi, perché questa qui viene pronunciata U, la tifa viene pronunciata tuffi, però per tuffi gli egizi intendevano quella che in sumerico è il papulu, cioè il papiro, perciò il papiro viene detta in realtà dagli egizi tuffi, va bene? E in accadico abbiamo tuppu, ma ci voleva arrivare dopo, ma in ogni modo abbiamo tuppu, che significa tavoletta d'argilla, lettera, documento, cioè le prime tavolette d'argilla accadiche le chiamavano tuppu gli accadici, che come vedete il concetto è sempre quello, è quello della carta, della tiffa, del cognome sardo Tiffu. Abbiamo due cognomi, Tuffu e Tiffu, che hanno la stessa origine, e origine egizia, va bene? La violinista sarda Tiffu, origine egizia. Abbiamo centinaia di cognomi di origine egizia in Sardegna e nessuno lo vuole capire. Nel mio libro di cognomi tutto questo l'ho spiegato, è pieno. Ecco, gli accadi però a loro volta nel dire tuppu tavoletta, perché per loro l'unica base scrittoria era la tavoletta d'argilla con i loro cuneiformi, volevano dire appunto la tavoletta d'argilla con tuppu, mentre per dire il papiro dicevano urbanu, anche questo urbano che è uguale al sumerico papulu. Come vedete, due modi di dire, i sumeri dicevano papulu, gli accadici urbanu, per dire il coso, il papiro appunto, to, che ce lo ritroviamo identico nel cognome sardo, urbano. Perciò la gente mi dica, e tutti i cognomi sardi, sono 6.000 che ne ho tradotto io, sono tutti di origine sumera, accadica o egizia, siamo lì. La lingua Cro-Magnon e la gente non mi vuole capire, andiamo oltre. Vedete, continuiamo sempre nella questione del cuneiforme. Abbiamo il cognome Gallus, Galle, dall'accadico Hallum, che è il segno cuneiforme, proprio non più la tavoletta, ma il segno, lo chiamavano Hallum. Vedete, il cognome italico Fugallo, dall'accadico Pu, lo scrivere le parole, più Hallu, l'abbiamo già visto, che è il segno cuneiforme, perciò Fugallo significa scrittura cuneiforme, letteralmente. Non si scappa, anche in italiano parlavano la stessa lingua, gli italici, altro che latino. Ci arriveremo pian piano, andiamo oltre. Vedete, questo cavallo, chi lo osserva bene,
è chiamato Caddumurru. Caddumurru. Questo è il colore murru in Sardegna, murru. Va bene, allora la gente dice, gli studiosi di linguistica sarda, gli indoeuropeisti eccetera, sostengono che murru, il sardo murru, che indica per esempio colui che ha i capelli sale e pepe, murru, sale e pepe, non bianchi, sale e pepe, come questo mantello, guardate bene, sale e pepe. Ebbene, la testa, somine murru, è uno appunto, loro dicono che invece questa parola deriva dal latino murinum, cioè, o murinus, cioè letteralmente simile al colore del topo, mus muris in latino. Allora, tutti sanno che il colore del topo è uniforme, è un grigio uniforme, no? Perché chiamare murru questo cavallo se non ha un grigio uniforme? In realtà, vedete da dove deriva? Dal sumerico muru, cioè sono due sillabe agglutinate. Quando si agglutinava in sumerico, quando agglutinavano due sillabe, la successiva si raddoppiava, per cui pronunciavano murru, anche se è scritto nei dizionari muru, con una sola R. Murru, rainstorm in inglese, cioè tempesta. Allora capirete che questo colore murru è simile alla grandine che cade durante una tempesta. È un mantello grandinato questo, vedete, sbriciolio, maciullio, le due componenti, rum perfetto, perciò murru significa sbriciolio perfetto, grandine perfetta, tempesta perfetta, questo significa. E ce l'abbiamo in Sardegna, ancora identico. Vedete, in Sardegna, nel sud Sardegna, abbiamo anche suventum mui mui. Il suventum mui mui non è altro che vento da uragano, un vento terribile che distrugge tutto, scoperchi ai tetti, eccetera. Mui mui, guardate, ha la stessa radice del sumerico mu, sbriciolio, maciullio, che fa un grande fracasso. Suventum mui mui. E allora che cavolo vengono a dire questi con murru, dal latino murinum, topo? Ci ritorneremo su questa questione, andiamo avanti. Ne hanno inventato di ogni colore, perché loro nell'analisi della lingua sarda si sono fermati soltanto al latino. Punto e basta. Ma è pazzesco tutto questo. Ma perché non hanno preso in mano i dizionari sumerico e semitici in generale? Non li hanno mai presi in mano. Vedete, la parola limba è la parola più antica del Mediterraneo e c'è un linguista che ha scritto anche un libro che vorrebbe eliminare, nella questione di Salimba sarda comuna, che poi se riusciamo affronteremo, nella questione di Salimba sarda comune dicono che ci vuole un'unica lingua, Salimba de Mesania, e perciò una delle migliaia di parole sarde che vanno eliminate è limba, perché originariamente era linga o lingua. Questo lo dicono loro. Dal latino, sempre dal latino. Pazzesco. Questa parola limba esiste da almeno 40.000 anni fa. Vedete, deriva dal sumerico lib, heart, cioè cuore letteralmente, inner body, cioè gli organi interni, cuore ed organi interni. Cioè tenete conto che con questa parola, quando loro dicevano cuore, intendevano anche il pensiero, perché anticamente fino ai tempi di Aristotele e oltre, il pensiero era, si pensava che derivasse più che altro dall'inner body, cioè dal cuore principalmente. Come anche in greco, Fren, eccetera. Ecco, appunto. Bene, invece è falso. Lib significa cuore, cioè la parte più interna del corpo, e ba significa vaso. Libba più la epentesi M significa vaso del cuore. Cioè noi in migliaia e migliaia di parole sarde e italiane troviamo l'epentesi, cioè l'inserzione all'interno tra le due sillabe antiche di una M o di una N, e per questo l'hanno inserita per eufonia. Io la chiamerei come legge dell'epentesi, perché è una legge fonetica
che è fonetica. Eufonica, sì, perché nella pronuncia... È una legge che porta alla migliore fonetica, per cui ecco perché noi diciamo limba invece di libba, se no sarebbe libba. Va bene. Allora, perché lo chiamarono vaso del cuore? 40.000 anni fa, gli uomini di Cro-Magnon, perché la chiamarono così questa parola? Perché era il vaso dove si componeva il pensiero. Vaso del cuore, limba significa vaso dove si compone il pensiero. Questa è la parola più antica del Mediterraneo e la gente deve imparare a capirlo. Andiamo avanti. E la vogliono escludere anche dalla lingua sarda. I docenti delle varie università, è pazzesco tutto questo. Io mi indigno perché c'è da indignarsi, ma andiamo avanti, veloci. E vedete che, per esempio, molto velocemente, arrosa in logudorese e non solo significa morbillo, dall'accadico ruscium, rossore. È chiaro che il morbillo deriva dall'accadico ruscium, no, babilonese, eccetera. Prendiamo questa parola che a Sassari è notissima, esse, tu sei, tu a esse, una bricichetta esse, tutta sgangherata, eccetera. Vedete da dove deriva? Dall'accadico isciu, esciu, isciu, confuso, aggrovigliato, arruffato di filo, capelli, barba, mente, occhi storti, eccetera. Va bene, per esempio nel centro Sardegna dicono, per indicare una capra che ha le corna una da una parte e una dall'altra, che se ne vanno ognuna per conto suo, dicono craba corressa, cioè la capra con le corna sghembe, malmesse, craba corressa. È una parola di estrema antichità questa. Bene, i linguisti che insegnano all'università dicono che invece questa parola sarda deriva dalla S latina o italica, S, noi copiamo sempre secondo loro, no? S, deriva dalla S, dice, vuol dire che ha un corpo a S, una bicicletta a S, le corna a S, ma la corressa non ha le corna a S, ce le ha storte, malmesse e basta, e così via. Pili corressu, piliessu, per esempio a Nuoro, piliessu o piliessi, significa che è tutto scarmigliato, che c'entra con la S? Insomma, dobbiamo finirla con quella interpretazione. Un'altra interpretazione stranissima, questa Pedrusurdu è un territorio che si trova vicino alla cima del Gennargentu. Si chiama, come la interpretano Pietro il Sordo, vuol dire che lì c'era un pastore che era sordo. Invece vedete, territorio selvaggio, Pitru, Surdu, falco, falcone, selvaggio sito di falchi o di aquile, perché anticamente gli accadici indicavano il falco e l'aquila allo stesso modo. Così, Surdu, va bene? Perciò Pitru Surdu significa selvaggio, infatti lì non ci vanno neanche le capre, io che ci sono stato centinaia di volte, figuratevi se non conosco. Questa è la sua origine, andiamo avanti. Devo andare veloce altrimenti... mi devo fermare qua. Sardus Pater, ne hanno fatto un casino autentico del Sardus Pater, è ora di finirla. Si è stabilito finalmente per bocca di qualche archeologo che sì, è vero, il Sardus Pater era il dio eponimo dei sardi. Però perché lo chiamavano Pater alla latina? Seguite bene, Sardus Padr, anticamente era padre, che in sumerico significa distruttore, annientatore, anche in accadico patro, spada, va bene? Perciò il Sardus Padr, sardu, non so se poi ne parlo, comunque era il dio eponimo della Sardegna, che era il dio vendicativo, il dio violento che puniva le malefatte, né più né meno come faceva Jupiter, Giove, Pluvio tonante, che si incazzava a morte, peggio ancora Zeus, che quando lo toccavano, il dio dei greci, ne dava di santa ragione un po' a tutti. La stessa cosa del dio degli ebrei, no, che era il dio degli eserciti, era prima di tutto un dio combattivo.
era combattivo né più né meno come il sardus pater. Noi ritroviamo questa parola abusiva perché la traducono loro così. Quando noi nel Tempio di Antas troviamo l'epiteto sardus pater, in realtà i romani non sapevano come altrimenti tradurlo perché non conoscevano il vero sardo e lo tradussero così. Però porca miseria, fermiamoci un attimo, loro stessi non sapevano più, perché le etimologie sono state studiate solamente da 100 anni a questa parte. Loro non sapevano che anche il loro Jupiter aveva la stessa radice. Ne parliamo dopo. Pitru, Patru, Pitru. E Pitru, quella I, insomma, chi ha studiato latino sanno perché quella metafonia. Non posso dilungarmi troppo, perché per questa lezione ho calcolato che dovrei farne all'università almeno 20, se mi aprissero le porte, che non me le aprono. Va bene, Jupiter era Geova distruttore, infatti lo ritroviamo poi nella declinazione Iovis, Iovem, che è uguale al Geova degli ebrei. Certo. Geova distruttore, anche Geova ne ho parlato in altre lezioni, ce l'abbiamo anche in Sardegna, no? Yahu. Loro scrivono il tetragramma I-A-U e W. Loro però non lo possono pronunciare gli ebrei perché è un nome sacro, figuriamoci. Però in realtà è stato scritto anche dagli accadici, da tutti i popoli semitici, si deve leggere Yahu. Oggi lo diciamo Yahu, da cui il cognome Giagu, eccetera. Lo ritroviamo in un sacco di toponimi e di nomi della Sardegna. Iago, c'era anche in Sardegna, Santo Iago non è vero che è San Giacomo, era in realtà Yahu, era uno dei 9 nomi di Dio. Io ho tenuto una lezione, qua c'è presente qualcuno quando mi ha sentito tenere quella lezione, dove ho parlato dei 9 nomi di Dio. Chi volesse saperne di più c'è il libro sulla religione lì. Quindi anche Giacomona, anche lì, eccetera, eccetera. Perciò nulla è cambiato nel Mediterraneo, parlavamo la stessa lingua, anche Jupiter era lo stesso Geova sardo, perché ce l'avevamo anche in Sardegna, e si chiamava Peter, non Pater, come dicono i latini, che significa Giove padre, Jupiter. No, Jupiter significa Giove distruttore, letteralmente. Va bene? Andiamo velocissimi. Piloso, abiti. Lo dicono per esempio a un bambino appena nato, oppure che abbia massimo 1 anno, che non cammina neanche. Wagner nel suo dizionario etimologico dice, e lo chiamano piloso abiti perché i bambini quando nascono sono pelosi. Ecco la sua giustificazione. Invece guardate qua, dall'accadico, sumeri, babilonese, eccetera, pelum, uovo. Quindi appena schiuso questa sera. Esatto, piloso significa che è uscito appena dall'uovo, punto e basta. E guardate i danni che hanno creato alla cultura sarda queste persone che ancora oggi insegnano all'università. Ma un altro danno che grida vendetta è questo, danno. In Campidano... E a me hanno sempre spiegato che danno. Che danno. E invece no, guardate, viene dall'accadico babilonese danno, Dio onnipotente. Dio onnipotente è un'invocazione rivolta a Dio perché li salvi da un malanno immediato, uno che sta per cadere, uno che si è rotto un braccio, danno e così via. Ma viene detto in Campidano solo in quel caso, mentre loro hanno avuto il coraggio di falsare persino la lingua sarda, mettendo nei loro dizionari Itadannu, che non è mai esistito nella lingua sarda, è Tadannu, non Itadannu. Andate a leggervi i dizionari sardi e vedrete i danni che hanno fatto questi signori. Piletita, un altro danno immenso. Piletita anche il Wagner che dicono che è il padre della linguistica sarda. La mastite, loro intendono per piletita come vuol dire che la signora che ha la mastite ha un pelo all'interno Ora, chi ha studiato un po', non medicina, ha studiato,
Insomma, anche un bambino riesce a capire come fa un pelo ad immettersi all'interno della mammella. Guardate un po', pilu, pelu, pietra calcarea, blocco di calcare in accarico, titum nutrimento, cibo. Cioè per titu, la parola tita in sarda deriva dall'accadico titum, che significa cibo, il cibo per antonomasia, mentre pilu è la pietra calcarea, cioè infatti si dice in sardo anche, una pietra. infatti loro in sardo si dice anche tita apedrada, cioè la mammella che diventa pietrosa, che gli si è formata una pietra all'interno. Pilo e tita significa questo, cioè la mammella che gli si forma una pietra all'interno, un pezzo di calcare. Perché un pezzo di calcare? Perché evidentemente anticamente qualcuna è morta di mastite, l'hanno sezionata e hanno visto che il latte si era rappreso come il calcare. Il calcare è bianco, lo sappiamo benissimo, noi sassaresi ne sappiamo qualcosa perché abbiamo le cave, per esempio di Ribunti, che è calcare bianchissimo, un calcare stupendo, zuccherino, si chiama così, calcare zuccherino, che però è vecchio non più di 20 milioni d'anni. Se invecchiasse come il calcare delle Apuane fino a 100 milioni d'anni, ecco che avremo il marmo di Carrara. Va bene? Però ci siamo intesi con su pila e tita, no? Andiamo avanti. La Unedas, vedete da dove deriva? Guarda, non dico le origini che hanno dato i miei predecessori, deriva dall'accadico o babilonese, almeno una dicela. Cosa? Una etimologia di questa guarda, parola. ne hanno scritto. Ecco, lì nel libro dove tratto la musica sarda, là, in quella, ce l'hai, no? Sì. Lì, in quel libro lì, e lì c'è tutto, la Unedas trovi tutto. Ci hanno fatto, credo, almeno 8 etimologie pazzesche, e io gliele contesto perché in realtà deriva dall'accadico lahu, guance, più Nilo, inondazione. Perché si gonfiano fortemente quando... Certo, inondazione delle guance, significa la Unedas, sì. E infatti la inondazione non a caso chiamarono Nilu dall'accadico Nilu, perché appunto il Nilo un tempo inondava tutto, eccetera. Figo murisco, un'altra cosa che toglie, noi, sa figo murisca, noi diciamo a Sassari, figo murica, loro dicono che deriva dai Mori, ma scusate, se l'hanno portato dall'America, perché deriva dai Mori, che erano quelli che gli spagnoli combattevano? Gli spagnoli sono i più grandi, coloro che hanno rivendicato l'aver riportato la religione cristiana in tutta l'Europa combattendo i Mori. E infatti tutti sanno che la scoperta dell'America fu voluta da Cristoforo Colombo proprio in funzione antimoresca. Lui riuscì a convincere il re del Portogallo, prima tentò di convincere il re di Aragona, eccetera. Li convinse perché lui disse: se noi non conquistiamo l'altra parte del mondo, ci arrivano prima di noi i musulmani che stanno invadendo tutto il mondo, loro ci arrivano da est, noi dobbiamo precorrerli da ovest, va bene? Perciò erano grandi nemici, specialmente allora ai tempi di Cristoforo Colombo, erano grandi nemici dei musulmani. Figurati se i musulmani, se avremmo chiamato mai, in quei tempi noi eravamo soggetti agli spagnoli, non avremmo mai chiamato figo murisca il fico dei Mori. Guardate da dove deriva. Muru, giovane toro, torello, iscu, testicolo. Figo murisca significa fico che ha la forma del testicolo di torello. Ditemi voi se è falso. Va bene, vabbè, insomma troppo lungo. Punta Palai, sapete tutti dov'è, sopra Bolottana. Dal Fenicio Baal, qua arriviamo a uno dei tanti nomi che Dio ebbe in Sardegna. Baal, lo ritroviamo dappertutto, con questo suffisso territoriale che ritroviamo anche in ebraico. Va bene, la stessa parola Valverde ha la stessa origine da Baal. Infatti non a caso ad Orgali la chiamano Nostra Signora de Baluirde.
nemmeno, né più nemmeno come dicevano gli antichi accadici, Baal Irdu, Signore, base del cielo. Tutti i santuari della Madonna di Valverde anticamente erano santuari al dio Baal. Andiamo oltre perché troppo, devo andare velocissima. Ecco, un'altra delle grandi menzogne, Fagre Sakua in Campidanese, o fa Sakua in Sassare, Aracua, di nascosto. Vedete da dove deriva? Cua, gufo. Fagre Sakua in sardo significa agire come il gufo o la civetta che aggrediscono repentinamente di notte al buio. E invece loro, insomma, eccetera, eccetera. Asamuda, la stessa cosa, Fagre Asamuda, significa letteralmente stare zitto, come il saggio, il sapiente, dall'accadico mudu, va bene? E non starsene, Fagre Asamuda, starsene zitto. Fagre Asamuda, agire come il saggio, significa, e non altro. Io devo andare veloce, para, frate, nel sud Sardegna, frate. Dicono che para deriva dal latino patrem, pater. Ma come fanno a trovare questa derivazione quando noi abbiamo in accadico, in babilonese, paru, cercare? Infatti non a caso nel sud Sardegna lo chiamano anche paracircanti, perché i primi monaci in Sardegna, che erano bizantini, per accattivarsi la popolazione, tenete conto in quell'epoca non si scherzava. Per esempio, i primi frati che andarono a colonizzare, per esempio, la Val di Non, furono catturati e gli tagliarono il collo e squartati pure, perché credevano nei loro dei. Tu che cazzo ci fai qua? Morto! E in Sardegna stavano attenti a non fare la stessa fine dei frati della Val di Non. Va bene, se ne guardarono bene, perciò i primi monaci cristiani entrarono nel tessuto sociale della Sardegna antica dei tempi del re Ospitone. E loro fino ai tempi di Ospitone entravano chiedendo solo da mangiare. Allora i pastori evidentemente li tolleravano perché erano umilissimi, era una forma di penetrazione l'umiltà, perché poi sappiamo dalla storia cosa è successo, altro che umiltà nella Chiesa cristiana. Però lasciamo stare la storia. Ecco, arriviamo a Ichnusa, no, quella del grande blu, lo leggete. Questo sa lo ritroviamo in tutte le parole mediterranee, formosa, imperiosa, eccetera. Questo sa deriva dall'accadico sa, che è una forma pronominale, sa, quella che la usavano precedentemente come preciso, diciamo, e come suffisso. Come suffisso. Infatti noi in Sardegna c'è rimasta questa parola, savemina, sacrava, eccetera, sa. La usavano anche, la usiamo noi anche come prefisso, che è diventato poi un articolo, ma non è solo un articolo ma anche un pronome in Sardegna. Però questi pronomi anticamente li mettevano anche postfissi, suffissi, ecco perché Ichnusa, che significa quella del grande blu, Ichnu in accadico significa letteralmente lapislazuli, c'è quella del lapislazuli che ha il colore del lapislazuli. Tenete conto che il lapislazuli allora era un minerale di estrema importanza, rarissimo, che perciò veniva utilizzato solo dai faraoni per dipingere alcuni, non tutti, alcuni soffitti delle loro tombe. Quella del profondo blu, va bene, quella che gli egizi chiamarono quella del profondo verde. Questa è l'Ichnusa e loro sostengono che invece deriva dalla forma, dall'orma, eccetera, eccetera. Ma a quei tempi, quando veniva chiamata così nel 1000-1500 avanti Cristo, non c'erano geografi in grado di capire come era fatta la Sardegna, e se per quello la Corsica ha più forma di orma rispetto alla Sardegna, per cui la si smetta con queste scemenze, non viene mai. Infatti anche Tolomeo, quando nel 150 d.C. studiò le forme della Sardegna, non riuscì mai a definirla come un sandalo, mai, né sandaliotis, che in realtà significa la guardiana dell'Occidente, letteralmente, perché è una parola che deriva
dai tempi degli Sciardana, dai tempi dei Nuragici, Sandaliotis, Shantaliutu in accadico, che significa guardiana dell'Occidente, altro che quella del sandalo. Queste sono parole greche che fanno ridere i polli, però le insegnano all'università e io non me la devo prendere, non devo fare le mie lezioni contro di loro e allora devo lasciargli il campo vinto solo perché finora hanno detto menzogne, fregnacce e roba del genere. Ichinusa, andiamo avanti. Allora, ecco qua finalmente sono arrivato al dialetto sassarese, perché avrete capito tutto della storia della lingua sarda, sia pure così per flash. Adesso arriviamo al dialetto sassarese. Io lo chiamo dialetto perché quando noi si parla di lingua, le suddivisioni di una lingua le si chiama dialetto per convenzione. Però tenete conto che in greco dialectos significa lingua. Dialectos letteralmente significa il parlare tra persone. Dialectos in greco. Perciò vuole dire, per dialectos si intende l'atto del parlare in sé. Non dobbiamo formalizzarci sul dialetto, sulla lingua. In Sardegna c'è una sola lingua, basta e avanza. Ci sono troppe persone che invece non ne vogliono sapere di questo e prendono il sassarese come lingua estranea, come dialetto estraneo, che è tutto preso dall'Italia tramite la Corsica, eccetera, eccetera. Bene, ci stiamo addentrando nel dialetto sassarese. Turris libisonis, vedete, Turris libisonis, intanto coloro che insegnano all'università hanno sempre tradotto la prima parola, turris, libisonis non l'hanno mai tradotta. Badate bene, e già questo vi fa capire che qualcosa non quadra nelle loro ricerche. Poi turris la chiamarono come torre libisonis. Ma perché questa torre? Torre è una parola latina, turris è una parola latina e infatti si chiamò Turris Libisonis dal momento in cui nel 54 a.C., al tempo di Cesare, di Giulio Cesare, fu fondata la colonia romana a Turris Libisonis. Va bene? Da allora c'è questo nome latineggiante, però bisogna analizzarlo per capire meglio la cosa. Allora fermiamoci un attimo. Intanto vedete la parola sumerica non è tur, che ce la troviamo anche nell'accadico, turum, rifugio, e questo ci fa capire già molto la parola accadico, rifugio, cioè tur, quello che poi i romani chiamarono turris, non era altro che un rifugio protettivo. Infatti in sumerico animal stall, cioè stalla per animali, molti dicono, beh, che c'entra la stalla da animali con la torre, altro che se c'entra. Tenete conto che nell'alta antichità le greggi, le mandrie produttive che servivano all'uomo per sfamarsi, per dare il latte, le pelli, il pelo e tante cose, sull'animale si fondava un'intera economia un tempo. Loro dovevano proteggere questi animali perché era più facile per loro, era più tollerabile perdere un uomo in battaglia che non gli animali che loro custodivano, perché per ovvie ragioni, perché gli animali, sugli animali loro basavano la propria esistenza, dell'uomo le donne potevano partorirne altri, perciò era una perdita minore. Vedete un po', Turris, perché lo chiamarono rifugio anticamente in origine? Semplicemente perché a quell'epoca, prima dell'invasione romana, turru in sumerico significava rifugio nel senso di estuario del Rio Mannu. Il Rio Mannu era l'unico rifugio del nord Sardegna dalle tempeste. Fu l'unico porto naturale dove si riparavano le navi che erano sballottate dal maestrale, va bene?
Tur significava questo. Libisonis, allora, libisonis, significa ugualmente, detto in lingua egizia, grembo. Perciò un altro concetto, ma è la stessa cosa. Tur, rifugio in sumerico. Libu o rebu, loro dicevano rebu perché non sapevano pronunciare la L, però è scritto lebu, libu, significa rifugio ugualmente. Sunu in accadico significa seno, ugualmente, seno protettivo, il seno della donna, eccetera, anche il seno per far l'amore, cioè il coso, insomma, le pudenda, eccetera, sunu. Perciò lebu, libu in coso, in egizio, sunu in accadico, ritroviamo perciò questa parola ripetuta 3 volte nella lingua sarda, tur, libu e sunu, che significa appunto coso, rifugio o seno protettivo, che è la stessa cosa. Questo significa turris, libisonis. Poi quelli l'hanno latinizzato. Serra Secca, e stiamo entrando a Sassari. Guardate bene da dove deriva. Zerra, e loro scrivevano solo le consonanti. Noi dobbiamo pronunciarlo Zerra, che oggi pronunziamo Serra. Serra ricca di acque, ben irrigata, accadico sicu, insediamento di fattorie. Va bene? Serra Secca significò insediamento di fattorie ben irrigate. E questo spiega anche Serramanna. E anche Serramanna. Sono gli unici 2 posti della Sardegna ricchissimi di acqua. Serramanna perché si trova alla confluenza di 2 fiumi. A Serramanna basta bucare di 1 metro e zampilla l'acqua. Sfido io, è in una grande pianura, come l'hanno tradotto i linguisti dell'università. Serramanna, grande catena montuosa, serra allo come spagnolo, Sierra, come Sierra, ma lì non c'è nessuna catena montuosa, come la mettiamo? Io le cose che ho detto le ho scritte nei libri, citando naturalmente quelli che l'hanno scritto, il libro dove l'hanno scritto, anche la pagina dove era necessario. Per cui andate a consultare, io non sto dicendo balle. E arriviamo a Sassari, Tatari, ugualmente deriva dall'ugaritico tatar, riprodotto 2 volte, reduplicato, Tatari, ricca d'acqua, va bene, ugaritico, ma anche su accadico, eccetera. Tatari, quando c'è la duplicazione, nell'antico accadico, nell'antico sumerico, eccetera, vuol dire che c'è l'espressione superlativa. Perciò nel dire Tatari loro raddoppiavano perché era un territorio ricchissimo d'acqua. Ma perché ricchissimo d'acqua? Va bene, il calcare del Mesozoico di Sassari, tutti lo conoscono, era ed è ancora strapieno di buchi di risorgive. Queste risorgive fuoriescono con naturalità su un declivio così, più o meno questa pendenza, che viene da Osilo e arriva fino alla stazione. Dalla stazione inizia la pianura della Nurra. Dalla stazione è tutto pianura, ma fino alla stazione noi abbiamo una pendenza continua da Osilo fino alle basi di Sassari. Sassari fuori le mura. Infatti non a caso, prima che asfaltassero tutto, prima che cementificassero tutto, Sassari era ricchissima di acque. Per esempio la fontana di Rosello, poi la fontana di Ragonza, la fontana di Santa Maria, che ora non dà più acqua, ma non danno più acqua a queste fontane perché hanno asfaltato tutto, perciò l'acqua che piove scorre sull'asfalto e se ne va nelle canalizzazioni messe apposta, nelle fogne. I palazzi ci hanno costruito sopra, no? Palazzi costruiti. Perciò Sassari, avendo cementificato tutto, ha chiuso le origini delle sue sorgenti, va bene? Però in origine, dobbiamo pensarla sempre in origine, quando l'uomo viveva in semplicissime capanne di frasche, allora era tutto un immenso giardino. Infatti Sassari, abbiamo 2 nomi per pronunziarla, quello ugaritico, accadico, ma anche quello sumerico. In sumerico Sassar, sempre raddoppiato, Sassar sempre in termini superlativo, Sar, giardino, orto,
E perciò Sassari significa proprio rete di orti, immensa rete di orti. Leggete, questo significa Sassari. Proprio perché era l'unica città, l'unico luogo del nord Sardegna dove si creavano gli orti. Infatti Sassari è famosa, famosissima per i suoi orti che non ci sono più, perché ormai hanno, per esempio, i grandi orti di Sant'Orsola, spariti. Hanno cementi. Ecco, San Pietro. Dalle Conce in poi, Ecco. Sassari aveva gli orti che arrivavano sino a Molafà, Esatto. Giunchetu e tutta quella Esatto, tutti esatto. tutti. Ecco. E Cioè, era sulla confluenza. esatto, andiamo pure avanti, Nicola. Bidincuri. E qua arriviamo proprio alla storia, e se volete fermarvi, altrimenti riprendo in una nuova lezione. Sto cercando di andare veloce, ma non si può andare più veloce di così. Perché ho scritto Bidincuri? Per noi sappiamo che significa. I sassaresi per Bidincuri intendono uno dei paesi. Va bene? Va bene. E allora chi erano questi Bidincuri? In origine, quando nel 54 a.C., e qua siamo alla lingua sassarese, seguitemi bene, prendete appunti. Quando nel 54 a.C. fu creata la colonia nel nord Sardegna per creare il pandan con l'occupazione di Calaris, no, bisognava creare un pandan anche nel nord Sardegna. Calaris andava controllata per vari motivi e allora nel nord Sardegna si creò la colonia romana. Prima Turris Libisonis, però il territorio sassarese era notissimo come portatore di acque che creavano un terreno fertilissimo. Chi conosce i terreni di disfacimento non del Mesozoico, del terziario recente, sa benissimo che i calcari teneri producono un terreno fertilissimo. Ecco, perciò loro occuparono il nord Sardegna non solo per controllarlo i romani, ma anche perché c'erano i fertilissimi orti di Sassari, che originariamente, evidentemente, quegli orti, per ovvie ragioni, erano occupati, ma così sparsamente, dai vari agricoltori della zona, una capanna qua, una là, ognuno aveva il suo appezzamento di terreno, era stanziale. Ecco perché in origine lo chiamarono grande rete di fattorie, perché evidentemente già in origine c'erano delle fattorie, non importa costruite in che modo, ma erano fattorie produttive. E i romani questo lo capivano, per cui, avendo la loro base a Porto Torres, per ovvie ragioni, c'era il porto, era un punto strategico, però avevano bisogno del territorio sassarese per produrre. E allora cosa fecero? Chiaramente cacciarono tutti gli abitanti di quegli orti, li cacciarono verso i paesi, verso un destino di pastori, e loro si impossessarono, i romani, delle terre fertili, va bene? Ecco, e allora lì iniziò la cosa, la diatriba, la lotta, ci fu una vera e propria lotta che chissà quanti morti portò nei secoli, però noi troviamo i sassaresi che ancora oggi detestano i paesani e li chiamano Bidincuri, ma Bidincuru in romano, nell'antico romano, significa abitatore delle ville, cioè dei paesi, di Sasbiddas. Incola, ville incola, letteralmente in antico romano, cioè abitatore delle ville, Bidincuru. Però per noi romani, mi ci metto anch'io perché sono sassarese, per noi romani quel Bidincuru era offensiva, e allora loro come rispondevano? Guarda un po', Tartaresu, Magna Caula, perché gli antichi romani erano specialisti in agricoltura più che in allevamento. L'allevamento lo lasciavano fare ai popoli vinti, loro però si impossessavano di terreni fertili per esercitarvi l'agricoltura. Tartaresu Magna Caula deriva da allora, vedete, non ve le dico più, vedete voi stessi le origini, dalla carico caulum, magna, dalla carico manu, dare cibo.
Allora i sassaresi, evidentemente sempre in lotta contro i biddincuri, escogitarono anche la maledizione, la grozimara. Io, quando al mio professore di glottologia all'università dissi che la famosa bestemmia romana malam crucem esisteva anche a Sassari, lui rimase sbalordito. La grozimara. Sapete bene che il cittadino romano non poteva essere messo in croce, perciò questa maledizione era espressa esclusivamente contro i biddincuri. Solo loro potevano essere messi in croce perché non erano di stirpe romana. Allora loro come rispondevano? O mengu! Sapete tutti che significa? Agricoltore tonto. Mengu, ecco da dove deriva, amante dei gufi. Perché amante dei gufi? Perché semplicemente gli agricoltori romani, i fondatori di Turris e poi occupanti abusivi del territorio sassarese, loro guardavano, facevano guardiania a turna anche agli orti, perché dai paesi vicini con le greggi cercavano di invaderli gli orti. Perciò chiamavano questi che durante la notte facevano la guardia agli amanti dei gufi. Mengu significa questo. No, andiamo oltre. E sempre quelli dei paesi, allora per vendetta, Tattaresu impicca Babbo. Molti dicono che non è vero, è verissimo, ma per Tattaresu siamo sempre fermi agli antichi romani. Guardate bene, siamo ancora fermi al momento dell'origine del dialetto sassarese. Tattaresu impicca Babbo, vedete un po' da dove deriva. Piccu, in babilonese piccu, strangolare. Anche in questi giorni abbiamo visto che presso certi popoli c'è ancora la orribile tradizione di strangolare i propri familiari. E avete visto che è successa quella ragazza italiana che è andata in Pakistan, l'hanno strangolata e le hanno spezzato addirittura l'osso del collo, il padre. Figuratevi, perché questa tradizione è estremamente antica e si tentò soltanto ai tempi di Vespasiano nel 69-79 con un senato consulto chiamato Macedoniano, si tentò di porvi rimedio perché l'assassinio del padre era legittimo in epoca romana, durante l'impero romano. Perché? Perché la famiglia romana partiva dal capostipite finché non moriva e perciò sotto il pater familias ci stavano i figli, i nipoti, i pronipoti, e tutto il peculio, la proprietà, era tutta in capo al pater familias. Per cui quando il figlio si rompeva le palle, a un certo punto dice: babbo, tu non ci fai più vivere, non ci consenti di fare contratti, non ci consenti nulla. Lo strangolavano. Tattaresu impicca babbo, infatti l'impiccagione non è altro che uno strangolamento più violento, però è sempre strangolamento. Andiamo avanti. Perciò quando si dice Tattaresu impicca babbo, prendiamocelo, è così. Anch'io sono evidentemente derivato dagli antichi romani. Allora, veniamo un po' come dire, al cuore della lingua sassarese, del dialetto sassarese. Qua Wagner ha inventato questa parola perché in un paesino della Toscana, che non ricordo neanche il nome, si parla con un pochino così, no? E allora lui inventò, dice, tutto deriva dalla Toscana, Wagner. E ci sono che hanno studiato la Lisca toscana, tutti questi tre linguisti, Guarnerio, Reinsberg e Bottiglioni, loro però sostengono, diversamente da Wagner, che deriva dal celtico, però del celtico, per tutto quello che io ho studiato, non hanno mai saputo dire niente. Infatti cercherò di scrivere quanto prima qualcosa. Sul celtico hanno scritto le più grandi balle di questo mondo. Vedete la famosa lingua toscana, da un italico il k, il d, il g, il t, eccetera, il k, il d, eccetera, noi abbiamo sì, questa è l'enita, sì,
Eppure da queste qua abbiamo per esempio la H o H, Aga per esempio. I Hudi per esempio, Aga, questo è quando è lenita. Guardate bene, Harasha. adesso andiamo oltre, il Harasha eccetera. Vedete, il sardo LK deriva dal modello semitico LQ oppure anche RG, balconi, scritto in altri dialetti sardi, bacconi, va bene, dal sardo LG abbiamo viene dal modello semitico ik oppure sk. Abbiamo questi due modelli. Noi prendiamo questo modello sk, poi dirò qualche parola. Aja, alga, aja, ecco. Dal sardo LT, per sardo intendo più che altro logudorese, questo LT viene dal modello semitico sht e anche il t, agalsoru, il scivigliu, cioè indovinello in sassarese. Dal sardo RC, questo viene dal modello semitico rh, oppure doppia h, baja, barca, baja, porcheddino, suichu. Dal sardo RG ce lo ritroviamo nel moderno latino rg, il quale viene dal semitico rach, lahu, largu, in coso, in logudorese, largu in certe parti. Noi diciamo lahu, andiamo oltre, perché devo andare velocissimo. Vedete, il sardo RD ha il modello semitico RD uguale, anche in latino RD, asdenti, ardente, abbardente in logudorese, caldu, cardu in logudorese. Il sardo RT dal modello semitico RT uguale, bestura, in logudorese bertura. Guardate bene da dove derivano queste forme, altro che dalla lisca toscana. Infatti ecco gli esempi di Rahu in altre parti della Sardegna, di Rascu, Ichudi, sempre in sassarese, Imbuchu. Non mi fermo per spiegare tutte queste parole, non c'è più tempo. Sardo st, dal modello semitico st, lastima, priulsi, sapete priulsi che significa? Lardeggiare, gettare le gocce di lardo in sudata reu che cuoce o nella carne che cuoce. Andiamo avanti, sto finendo. Bacca, vedete, la parola bacca in sassarese deriva direttamente dall'ebraico barach, scorrere agilmente, trascorrere, la chiamavano così la barca perché scorreva agilmente sull'acqua. Di rachu, sassarese, disastro, nubifragio, tempesta, dal sumerico versare, rach, rompere, fare a pezzi, del rach, inondare, rompere, fare a pezzi, battere forte. Di rachu, disastro, identico alla parola sumerica. Andiamo oltre. Imbuchu, dall'accadico imbu, frutta, fiore, appello sessuale, più urchiu, oppure urcu, uscu, sono parole che hanno lo stesso significato. Invio, spedizione, uscu, spedizione o lancio di cose, frutta, eccetera. Dallo stato costrutto c'è uno stato costrutto che arriva all'imbuchu, imbuscu, invio, richiamo sessuale, lancio di richiamo sessuale. Devo fermarmi, purtroppo il tempo passa, ma sto per finire. Il richiamo sessuale è richiamato anche nella grande letteratura greca e latina. Nella letteratura greca si usava spesso spiegare che certi gesti amorosi, l'attirare, che so io, l'attenzione di una donna o la donna dell'uomo,
veniva fatta lanciando una mela, infatti c'è la famosa mela lanciata per la questione di Elena di Troia, no? Eccetera. Troppo lunga la cosa. Imbucco deriva quello lancio di un richiamo sessuale, letteralmente. Infatti in sassarese imbucco è lancio di qualcosa, un pezzetto di carta, una pallina di carta, qualcosa che non fa male, per richiamare l'attenzione di una persona o prenderlo in giro, l'imbucco. Ecco da dove deriva. Andiamo oltre. Ecco, vedete, questi sono tutti i linguisti che hanno trattato del sassarese, credo che non ce ne siano altri, no? Ecco, io allora termino, se volete mi metto in piedi, si può anche chiudere, dicendo 3 parole di chiusura, cioè da tutto quello che ho detto, sia pure con estrema velocità, non c'era tempo, torno a dire, ci volevano minimo 10 lezioni, si ricava questo, che tutti i linguisti che mi hanno preceduto hanno sbagliato, cioè molti dicono che deriva tutto questo, queste forme sassaresi, dal celtico e poi non sanno spiegare nulla, altri che deriva dalla lisca toscana eccetera e non sanno spiegare nulla, perché questo modo di pronunciarsi si trova solamente in un paesino di poche anime che non fa neanche storia. Come mai un paesino di poche anime nell'intera Toscana ha importato questo modo di parlare che ce l'abbiamo in tutto il Logudoro settentrionale, nord-occidentale? È pazzesco, l'unica spiegazione è quella che do io, sumerico-accadica, l'origine. Noi abbiamo anche nel dialetto sassarese l'origine sumero-accadica. E allora, quando dico questo, voglio dire che quando i romani occuparono Turris Libisonis, la occuparono portando evidentemente la loro lingua, il latino, per cui è chiaro che a Cagliari, che era una città occupata, a Caralis parlavano il latino, in città però, e a Turris parlavano il latino, in città però, mentre sulle montagne, nelle zone lontane dalle città, che erano poche, le città occupate dai romani, si continuava a parlare il sardo, che era, come ho detto, di origine estremamente antica. Pertanto cosa successe? È chiaro che i sassaresi, divenendo fondatori anche delle prime case, delle prime capanne, poi, o usurpatori delle capanne, dei ribidincuri, se ne impossessarono, li cacciarono e poi divennero loro i creatori della vera città di Sassari. È chiaro che questi parlavano romano, mi sembra di tutto, infatti l'odio che ancora si ha, perché si ha ancora odio. Io ho avuto una sorella che è nata, che ha formato la sua cultura in epoca fascista, e in epoca fascista si era instaurato un odio feroce contro i bidincuri. I sassaresi erano nemici acerrimi degli bidincuri perché Mussolini non voleva nel modo più assoluto la fusione tra i bidincuri e i sassaresi e i cittadini in generale, e tutto questo vale per tutta l'Italia. Infatti, per esempio, i romani, quelli che stavano fuori in Roma, gli agricoltori, come li chiamano? Burino, i burini. Cosa significa burino? Significa aratore, dal latino buris, che è il manubrio, la parte superiore dell'aratro. Burino significa aratore, ce l'avevano sempre contro quelli che erano diversi dai cittadini. È sempre stato così nella storia del mondo, il contrasto feroce tra città e campagna, che spero che stia passando in Sardegna. Però noi abbiamo quella radice, noi. Io provengo, si dice, dal profondo Logudoro, però è un'altra cosa. Ognuno di noi, visto che sono nato qua a Sassari, ognuno di noi si deve prendere le responsabilità di avere, come dire, il sangue di antichi romani nelle vene. Loro parlavano il romano. Allora, cosa successe? Che poi nel Medioevo subentrarono i bizantini, come sapete. Sassari nacque, la vera Sassari nacque intorno a Pozzo di Bidda, non a caso parola logudorese, non sarda. Pozzo di Bidda, de Bidda anticamente, che era un pozzo da cui si abbeverava l'intera popolazione di sassaresi di allora. Un bellissimo pozzo doveva essere, e non a caso San Nicola nacque, sortì lì vicinissima, in linea d'aria era un passo, proprio perché lì c'era una sorgente ottima. Però
i monaci bizantini parlavano greco e non possono, in Sardegna non abbiamo nessun influsso greco, nessuno. E perciò è chiaro che il nostro influsso, specie a Sassari, è solamente da parte degli antichi romani. Allora cosa succede? Che poi nel Medioevo ci furono i famosi 4 secoli bui, dove evidentemente noi continuavamo noi sassaresi a parlare l'antico romano, ma nel mentre i biddincuri che hanno sempre fatto pressione sulla città ritornavano in città per 1000 ragioni, perché perché la città senza la campagna non può esistere, per 1000 ragioni, cioè chi produce sta fuori dalla città normalmente, ed è chiaro che noi dipendevamo dai biddincuri, per cui i biddincuri che hanno fatto nella storia del Medioevo non hanno fatto altro che riportare il logudorese dentro la città. Infatti noi, andando per salti velocemente, non a caso nel 1236 ci ritroviamo, ecco, con gli statuti della Repubblica Sassarese, con gli statuti scritti in logudorese. Perché erano scritti in logudorese e non sassarese? Non c'era ancora il sassarese, si stava appena formando quel dialetto che ora chiamiamo sassarese, si stava formando ad opera dei mercanti genovesi e pisani, che nel mentre erano arrivati dal 1016, e come sapete dopo la guerra contro Mugahid arrivarono e pian piano colonizzarono tutta la Sardegna, colonizzarono anche il nord Sardegna e presero Sassari come punto di riferimento loro. Loro pertanto, occupando Sassari, badate bene, questo è un aspetto fondamentale, loro che erano cittadini, perché in realtà lo occuparono in massa, cioè almeno i maggiorenti sassaresi erano di origine genovese e pisana, mentre se abitava qualche poveraccio a Sassari erano gli zappadori che parlavano però logudorese. Si impose una lingua mista, chiamiamolo pure franca, come volete, una lingua mista che era parlata più che altro dai nuovi occupanti, che erano tutti ricchi, i nuovi ricchi, mentre i sassaresi proprio zerraghi parlavano il logudorese di sicuro. Questo andò avanti fino a che fino a che poi con l'Aragona non ci fu un ritorno della sassareseria nelle braccia del nuovo occupante, che però parlava lo spagnolo. Badate bene, non a caso Sassari odiava terribilmente gli spagnoli, era l'unica città che li ha odiati sempre a morte. Infatti non a caso chiamò, per esempio, tutti sapete che i catalani occuparono d'imperio Alghero e cacciarono da Alghero persino le galline, o se le mangiarono. Cioè tutti gli algheresi che parlavano logudorese si rifugiarono a Sassari. Noi torniamo alla Biddincuri o Mengu, Tataresi in Picababur, tornammo anche lì con le invettive, per esempio una delle invettive che avevamo contro i catalani è per esempio quella di chiamarli blata. Noi diciamo ligardarani per dire le blate. Erano i catalani che vestivano la palandrana nera, va bene? Perciò questo che significa? Che noi a Sassari evidentemente allora quando arrivarono i catalani avevamo già una borghesia commerciale affermata che parlava ormai un misto di logudorese e genovese e pisano. Ecco, sto finendo. Sì, no, così ti fermerei così magari se c'è qualche domanda. No, ecco, direi che è tutto finito lì e da allora, ecco, e finisco proprio in 4:48. E da lì noi continuammo con la coscienza di essere cittadini, gli biddincuri, erano cose diverse, va bene? Con la coscienza di essere cittadini, quella coscienza che ci deriva dagli antichi romani, che si è perpetuata con i commercianti genovesi e pisani, e noi continuammo a portare a Sassari questa spocchia
di cittadini che ci faceva diverse dagli altri. Con questa spocchia noi abbiamo sempre preferito mandare i nostri figli, i benestanti e perciò quelli di origine pisana e genovese, mandare i nostri figli a studiare nelle università italiane, non in quelle spagnole. Ecco perché abbiamo tenuto un legame fortissimo con la lingua italiana e ancora oggi ci ritroviamo con un misto dialettale che è misto appunto di logudorese come base, antico romano e perciò antico italiano, perché poi divenne antico italiano, poi genovese, pisano e adesso italico. L'italiano dopo da 3 secoli che ce l'abbiamo tramite Savoia. Noi a Sassari abbiamo questo paniere, questo magma che connota il nostro dialetto. È un dialetto, e chiudo perché è troppo lungo, chiudo dicendo che noi ce l'abbiamo così e ce lo dobbiamo tenere così. La sorte però del sassarese è segnata nella misura in cui, proprio perché noi ci sentiamo cittadini più degli altri, miriamo alla lingua italiana come lingua dei cittadini. Non so se mi spiego. Allora il problema è questo, sapere che ne facciamo di questo dialetto per il futuro. È un dialetto che certo non possiamo, e ho chiuso veramente, non possiamo congelare. È chiaro, la lingua è mobile, eccetera. Però possiamo stare attenti. Io nel mio dizionario ho esaminato 25.000 parole, ma non parlo tanto del mio, parlo del dizionario del Puddu, che ne ha analizzato 90.000. Del dizionario del Puddu, Mario Puddu, si può fare anche la tara, ma è il dizionario al quale dobbiamo mirare in futuro. Lì nel dizionario, in quel dizionario, il Puddu ha raccolto tutte le parole sarde e le ha santificate tutte dall'estremo sud all'estremo nord, tutte come parole sarde, per cui se noi non ci atteniamo alle parole sarde, anche noi sassaresi, alle parole sarde per resistere, e invece facciamo come stiamo facendo, di copiare pedissequamente dall'italiano, è chiaro che il dialetto sassarese, quell'equilibrio miracoloso di vari dialetti antichi che ancora conserviamo, è chiaro che in pochi decenni sparirà del tutto. E io ho terminato, perdonatemi un troppo.